Una partita si commenta da sola, altalena di emozioni che sembravano non finire mai, e questo è il bello del calcio. Naturalmente abbiamo, come dire, imbattato bene la gara, poi abbiamo regalato qualcosa a una squadra a cui non bisogna regalare nulla. Io penso che poi alla fine i ragazzi, il gruppo ci hanno creduto, abbiamo conquistato quello che insomma, meritatamente ci siamo portati dal campo, quindi fare un plauso a tutti i 22, anche a loro, al Camarat, perché sinceramente abbiamo dato vita a una partita molto spettacolare, quindi il pubblico presente si è divertito e questo è quello che conta. Lì sul 3-2 naturalmente le cose si mettono psicologicamente, è una batosta dalla quale risollevarsi non è facile, quindi fino alla fine ci abbiamo creduto, poi lì siamo stati sul pezzo nelle occasioni che ci sono capitate, poi sul finire aveva preso anche una traversa, la porta sembrava stregata, il portiere aveva fatto degli interventi importanti, quindi ripeto, poi alla fine i ragazzi ci hanno creduto e la cosa che importa è che abbiamo, come dire, abbiamo risposto bene a tutte le sollecitazioni che ci sono arrivate da tutte le parti, perché ripeto, poi abbiamo condotto un campionato sempre, come dire, secondo me col piglio giusto, la protagonista, quella questione dei 3 punti che poi ci è stata ridata sul finire ha dato, come dire, un certo peso alla nostra classifica, che poi ci ha portato a giocare questa partita qua, che abbiamo incontrato una squadra, ripeto, che secondo me è tra le migliori in assoluto del campionato, e quindi averla, come dire, superata con questo punteggio, diciamo così, epico, perché bisogna dire l'altalena di emozioni con un'Italia-Germania, ecco. Ci è mancato, era dall'8 gennaio che è mancato da cambi di calcio, della partita con Fulgatore, quindi della prima di ritorno, ed è un giocatore per noi importante che in questa situazione ci ha potuto dare un peso specifico particolare, quindi siamo contenti, siamo felici che abbiamo ritrovato un po' di giocatori, perché fondamentalmente ci stiamo ricombattendo anche dal punto di vista numerico, quindi ci siamo e adesso pensiamo alla prossima. E così come questa sarà un'altra partita dal fascino particolare, naturalmente ci prepareremo, quindi avremo un po' di tempo a disposizione per poterci pensare. Questa sera ci godiamo questo passaggio, poi al San Vito ci penseremo successivamente. Stanchi, innanzitutto stanchi. Niente, sapevamo che era una partita molto ma molto difficile. Vanno i meriti anche il Camarata, che è una grandissima squadra. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima, non serviva prepararla sotto il punto di vista tecnico, tattico, serviva solo metterci il cuore, metterci l'anima, l'abbiamo messo e ce l'abbiamo fatta. Adesso basta, questa partita la archiviamo subito, pensiamo subito alla prossima. Se mi avessero detto non segni, ma passate il turno, ci avrei messo la firma col sangue, quindi va bene così. Un merito ai miei compagni e a tutti noi.